Tragedia ieri in Comelico, un incendio divampa all'interno di una palazzina storica, una donna di 81 anni rimane prigioniera delle fiamme e muore asfissiata. Cade dalle scale e finisce contro una porta a vetri che gli recide l'aorta, ventenne padovano muore dissanguato davanti al padre. Nel fine settimana ondata di maltempo in Veneto, a Chioggia il Duomo allagato dalle piogge, a Verona sabato sera crolla una porzione del tetto della cattedrale. Blitz dei carabinieri a Silea per un rave party organizzato nell'ex sede, da anni in stato di abbandono della Chiari e Forti, sequestrata marijuana e cocaina, un denunciato. A Jesolo sono scattate le prime multe contro il divieto di consumare e detenere alcolici per strada nel fine settimana, 8 i multati, tra cui anche dei ragazzi veneti. Una gita Predappio, contatto di foto sulla tomba del Duce pubblicate su Facebook, e scoppia la bufera sull'assessore di Montagnana Cristina Carlotta Smagno, che poi rimuove il post. Stasera suoni di marca sulle mura, concerto dei Village People, ma ieri a sorpresa i componenti della storica band americana si sono mescolati tra il pubblico incredulo animando la serata. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano la cronaca a partire dalla tragedia che si è consumata ieri nel Bellunese, scoppia un incendio in una storica palazzina e un'anziana donna perde la vita. Ci racconta tutto in diretta Tiziana Bolognani, buongiorno. Buongiorno, da Belluno. Potrebbe essere stato il malfunzionamento della canna fumaria ad originare l'incendio che ha distrutto la casa di Maria Doriguzzi, 81 anni, a Candide di Comelico Superiore. L'anziana non ha avuto scampo ed è morta per asfissia, come ha certificato il medico del SUEM. Il fumo che ha rapidamente invaso l'abitazione le è stato fatale. La tragedia all'ora della messa della domenica nel centro del paese, in piazza De Cassan. È stato un passante a notare il fumo e a dare l'allarme ai vigili del fuoco, arrivati con 8 automezzi e 21 operatori tra permanenti e volontari provenienti dai distaccamenti e dalle sedi di Santo Stefano di Cadore, Pieve di Cadore, Belluno, Auronzo e Dosoledo. I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo ed entrare nella casa dell'anziana donna, che è stata trovata esanime a terra. Danni da fumo all'intera facciata della palazzina. L'alloggio dell'81enne è stato posto sotto sequestro e sulla tragedia indagano i carabinieri di Santo Stefano di Cadore. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. E tragedia nel Padovano, questa volta vittima un ventenne che è caduto dalle scale, è andato addosso ad una porta a vetri che gli ha reciso l'aorta. Il giovane è morto dissanguato di fronte al padre. Una banale caduta in casa si è trasformato in un dramma sabato sera a Bagnoli di Sopra, nella Bassa Padovana. Un ragazzo di appena 20 anni è rimasto vittima di un gravissimo incidente domestico. Scivolando mentre scendeva le scale di casa è finito contro la porta a vetri che si è infranta. I tagli provocati dalle schegge gli hanno reciso il muscolo e in particolare una ha colpito l'aorta femorale. Una ferita letale. Il giovane è morto dissanguato davanti agli occhi del padre, che impotente ha assistito alla scena. Stando alla ricostruzione fornita dagli stessi familiari e carabinieri della compagnia di Abano Terme, il giovane di origine marocchina che viveva in via Garibaldi quella sera aveva bevuto un bicchiere di grappa per festeggiare il suo primo impiego. Poi è caduto e si è schiantato contro la porta a vetri, che è andata in frantumi. Subito allertato il SUEM, un'autoambulanza ha raggiunto l'abitazione trasportando il giovane in pronto soccorso a Schiavonia. I tentativi dei medici di salvargli la vita sono stati inutili, troppo il sangue perso. I militari hanno verificato la dinamica del tragico incidente, escludendo il coinvolgimento di terze persone. Parliamo adesso dell'ondata di maltempo che si è abbattuta soprattutto sabato sera in Veneto, a Chioggia, danni al Duomo ancora allagato. E allora ci racconta quanto accaduto in collegamento Filippo Fois, buongiorno. Sì, buongiorno da Chioggia, dove polemica dopo l'ennesimo allagamento della cattedrale. Gli ultimi allagamenti si sono verificati sabato pomeriggio e domenica mattina. Sabato sera poi alcuni volenterosi fedeli, tra cui una signora tedesca che si è tolta le scarpe, hanno lavorato 2 ore per aiutare il parroco Don Danilo Marina ad asciugare il pavimento della chiesa.
Lo stesso copione si è ripetuto il giorno dopo, anche se in misura minore, grazie a una paratia che era stata installata sulla porta principale, ma questa è comunque una situazione che non può andare avanti e che viene denunciata con toni particolarmente duri dal vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, che ricorda i danni provocati dall'acqua ai legni, ai marmi del pavimento, che a poco vengono consumati e danneggiati. Il vescovo di Chioggia chiama in causa sia l'amministrazione comunale che il Consorzio Venezia Nuova perché intervengano al più presto, fino a spingersi a dichiarare che in caso contrario sarà costretto a chiudere la chiesa. Ricordiamo tra l'altro che una messa è saltata proprio a causa degli allagamenti, o a fare una gettata di cemento davanti alla cattedrale. Naturalmente si tratta di provocazioni, ma i problemi di allagamento della cattedrale sono iniziati quando contro la quale il Consorzio Venezia Nuova ha effettuato dei lavori di rialzo della pavimentazione del corso. Ebbene, non si è potuto alzare il gradino della cattedrale perché la soprintendenza si è opposta, e così si è formata una sorta di catino con la cattedrale al centro, in cui si raccolgono naturalmente tutte le precipitazioni che avvengono, come è capitato in questi ultimi giorni. Per questo motivo erano state posizionate delle pompe che dovevano partire in automatico all'arrivo della pioggia, e adesso però queste pompe non funzionano più e l'acqua continua ad accumularsi davanti alla cattedrale. Come detto, la polemica è molto forte e ora attendiamo una risposta sia dall'amministrazione comunale che dal Consorzio Venezia Nuova. Per ora da Chioggia è tutto, vi restituiamo la linea. Buon lavoro a Filippo Foi. Se il maltempo sabato sera ha provocato molta paura tra i fedeli presenti in Duomo a Verona per la messa, una porzione di circa 6 metri quadri di tetto, infatti, di un locale tecnico annesso alla cattedrale è crollata. Il crollo della copertura, che ha interessato la centrale di ventilazione d'aria forzata del Duomo, è avvenuto mentre era in corso un violento temporale. L'acqua si è riversata all'interno e per percolazione è penetrata anche al piano sottostante, dove è posto un ufficio. I vigili del fuoco, intervenuti con 2 squadre, hanno provveduto allo sgombero dell'ufficio e alla rimozione degli elementi pericolanti, per dare modo ad una squadra di manutentori di approntare una copertura provvisoria. Da sottolineare che l'interno del Duomo non è stato interessato dal crollo. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano per parlare del blitz dei carabinieri a Silea per un rave party organizzato all'interno dell'ex sede della Chiari e Forti, da anni abbandonata. Bene, sequestrata droga e c'è anche una persona denunciata. Musica, palla, fiumi di alcol. Sabato notte è stato organizzato all'ex Chiari e Forti un rave party improvvisato e senza alcuna autorizzazione. A far scattare il blitz dei carabinieri una segnalazione arrivata da alcuni cittadini. L'irruzione dei militari intorno all'1 di domenica mattina, festa finita per i 150 giovani presenti, provenienti non solo dalla Marca trevigiana. Tutti sono stati controllati. I carabinieri all'interno di quella che un tempo era una nota fabbrica hanno sequestrato 1 grammo di cocaina e 5 di marijuana. Non solo, ma è stato trovato anche uno stand bancarella dove venivano venduti alcolici di ogni tipo. A terra c'erano numerose bottiglie lattine. Denunciato l'organizzatore, un 22enne di Valdagno nel Vicentino, e segnalato un altro ragazzo come assuntore abituale. E torna a farsi sentire la polemica sull'ex Chiari e Forti, ormai da tempo in stato di abbandono, e dove abitualmente viene segnalata anche la presenza di barboni e giovani, come in questo caso, che organizzano feste notturne. Il comune comunque sta valutando per il futuro di questa zona un progetto di recupero. Restiamo in provincia di Treviso perché 2 persone sono state denunciate dai carabinieri di Vittorio Veneto per lesioni personali stradali colpose. Sarebbero responsabili di 2 incidenti avvenuti in città nel mese scorso. Dovranno rispondere di lesioni personali stradali colpose un 41enne e un 58enne che lo scorso giugno hanno provocato 2 incidenti in città. Il primo è avvenuto il 23, quando l'uomo residente in provincia di Foggia, alla guida della sua Renault Clio, non ha rispettato il codice della strada relativo alla velocità ed ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi contro un'altra vettura, ferito l'automobilista con una prognosi di 60 giorni. Pochi giorni dopo, il 29, altro sinistro, sempre a Vittorio Veneto. Il 58enne, in fase di sorpasso, ha investito una donna del 31 che era appena scesa dall'autobus, causando le lesioni alla colonna vertebrale con una prognosi di 60 giorni.
Andiamo a Jesolo, dove sabato notte sono scattate le prime multe contro il divieto di consumare ma anche di tenere in mano alcolici per strada nel fine settimana. 8 imultati, tra cui anche alcuni ragazzi veneti, ma per saperne di più ci colleghiamo con Anna Maria Parisi. Buongiorno. Buongiorno da Jesolo, dove, è proprio il caso di dire, continuano a piovere le multe per il divieto di bere e anche solo di detenere alcolici tutti sabato sera dalle ore 20 alle 6 di domenica mattina. Nemmeno infatti la pioggia dell'altro giorno ha fermato la voglia di ubriacarsi tra le strade e le piazze del Lido di Jesolo. Scattate quindi le multe elevate dagli agenti della polizia locale, 8 le sanzioni da 200 euro comminate sabato notte. I multati sono 8 ragazzi tra i 20 e i 30 anni, tutti sorpresi a passeggiare con in mano bottiglie di alcolici e superalcolici. La prima multa è scattata pochi minuti dopo la mezzanotte, quando gli agenti della polizia locale hanno intercettato un ventenne di Musire in via Vespucci, vicino a piazza Nember, con in mano 2 bottiglie di whisky. Un altro ventenne, sempre di Musire, aveva con sé invece una bottiglia di Prosecco, e poi un residente di Pianiga, 2 turisti tedeschi provenienti da Monaco, 2 veronesi e una vicentina, tutti multati tra piazza Mazzini e le vie limitrofe, nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 2:30 del mattino. Controlli che, fa sapere il sindaco, visto che l'ordinanza è stata firmata dallo stesso, Zoggia, continueranno per tutta l'estate. Ordinanza è entrata in vigore una settimana fa circa, e questo per contrastare tra i ragazzi, in special modo, il fenomeno di ubriacarsi o comunque di consumare alcolici nelle notti del sabato sera. Da Jesolo è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi. Improvviso lutto nel mondo dell'enologia veneta. È morto in Grecia Franco Zanovello, vignaiolo euganeo e grande promotore dello sviluppo dei colli euganei. L'enologia veneta è in lutto, se n'è andato Franco Zanovello, fra i vignaioli più importanti del settore regionale negli ultimi anni. Era in vacanza a Creta quando un malore improvviso lo ha ucciso. La notizia della sua morte ha destato grande cordoglio in tutto il Veneto, ma è nei colli euganei che Zanovello lascia un vuoto immenso. Da molto tempo infatti il vignaiolo aveva dato vita a un percorso di valorizzazione del comprensorio collinare padovano tramite le sue eccellenze, con un occhio di riguardo per il comparto biologico. Aveva saputo raccogliere attorno a sé produttori vinicoli, ristoratori, esponenti della cultura e amministratori per indirizzare le proposte turistiche ed enogastronomiche del territorio verso progetti di grande qualità. Per lui il futuro, sia turistico che produttivo, era basato su una maggiore attenzione ai temi ambientali e al bio, del quale era un alfiere convinto e convincente. L'avevamo intervistato meno di un mese fa. Ecco un breve estratto della sua conoscenza vasta e profonda della storia enologica dei colli. Vini che in epoche ormai passate ma del secolo scorso hanno fatto conoscere i colliugani sono stati moscati, ma se andiamo all'altro secolo, al Novecento, cioè il 1870, è proprio qui nei colliugani che è giunto il Merlot e il Cabernet, e c'era un'azienda, quella di Corinaldi, Montelispida, che faceva già nel 1900 oltre 200.000 bottiglie che vendeva in tutta Europa. Era presidente della Strada del Vino dei Colli Euganei, con la quale ha organizzato grandi iniziative come Calici di Stelle. Da 30 anni la sua azienda, Calustra di Faedo a Cinto Euganeo, è fra le più stimate e seguite dei colli. Di recente aveva passato le redini della cantina e della ditta ai figli Linda e Marco, dedicandosi con grande intensità ai progetti per la valorizzazione degli euganei. Andiamo in provincia di Vicenza, dove un maratoneta è vivo per miracolo dopo essere stato travolto da una balla di fieno durante la corsa dei 2 comuni. Crespadoro. Si ritiene fortunato di essere ancora vivo Antonio Girotto, il 69enne che ieri è stato travolto da una balla di fieno durante la maratona dei 2 comuni. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 nella zona di Durlo di Crespadoro, nella parte conclusiva della corsa, quando improvvisamente è stato letteralmente investito da una rotoballa di 400 kg, staccatasi dal pendio e precipitata sul percorso della maratona. Girotto, esperto corridore con oltre 900 gare alle spalle in tutto il mondo, è stato ricoverato all'ospedale di Sant'Orso.
E bufera su un assessore di Montagnana nel Padovano dopo un post apparso su Facebook e relativo a Mussolini. Una gita a Predappio con tanto di foto sulla tomba del Duce scatena la bufera sull'assessore di Montagnana Cristina Carlotta Asmanio. L'esponente della giunta, guidata da Loredana Borghesan con delega alla sicurezza e politiche sociali, ha pensato bene di condividere questo momento privato nel suo profilo Facebook attraverso un post con tanto di citazione dello stesso Benito Mussolini. Sulle pagine del social network dei cittadini di Montagnana immediatamente è scattata la discussione con molte critiche all'assessore. Questo ennesimo scivolone social da parte di un amministratore locale è solo l'ultimo di una serie di episodi accaduti negli ultimi mesi. L'assessore in mattinata ha rimosso il post incriminato, troppo tardi però era già stato fotografato diventando virale. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta a ridare nuova luce a territori devastati e dimenticati. Questa è l'attività di lavoro alternativa che il progetto Scuole Outdoor in Rete propone negli istituti. Campus di lavoro dall'isola di Capraia all'Elba, dal Monte Grappa e per finire al Comelico, allo scopo di riparare i forti danni che il ciclone Vaia ha causato al territorio. Non solo ore di lezione al chiuso in un'aula per gli studenti del Liceo Canova di Treviso, promotore dal 2007 del progetto Scuole Outdoor in Rete, che mira a una formazione sul campo e che sempre più spesso sostituisce le gite tradizionali. I ragazzi lavorano concretamente nell'ambiente per migliorarlo e per renderlo più turistico, più accettabile, più fruibile da parte della popolazione, da parte dei turisti. Il progetto, verso il quale ha dimostrato interessamento anche il MIUR, oggi coinvolge più di 20 scuole tra Veneto, Friuli, Emilia-Romagna e Toscana. Lo scopo è quello di conciliare tra loro il miglioramento dell'ambiente e lo sviluppo di importanti competenze nei ragazzi, tecniche e proprie del loro indirizzo scolastico. Nella prima parte in genere si dedicano delle ore, 2 giorni, al lavoro manuale, mentre le altre giornate sono giornate anche di confronto, di studio, di approfondimento e di conoscenza dell'ambiente, esplorando attraverso appunto dei trekking. Uscite legate anche alla stretta attualità, come quella in Comelico dello scorso giugno. Come Rete non potevamo restare insensibili o distanti da un evento che ha appunto distrutto parte del nostro territorio, quindi per noi era importantissimo coinvolgere gli studenti soprattutto del Veneto, soprattutto della provincia di Treviso, nel partecipare a questi campus di lavoro che sono iniziati a giugno di quest'anno, continuano a settembre e continueranno anche l'anno prossimo. In 10 anni ha collezionato più di 5.000 autoscatti con i personaggi più famosi al mondo, i famosi selfie. Dopo varie esposizioni tra Mestre, Treviso e Venezia, ora i suoi scatti approdano niente meno che a Los Angeles, al museo dei selfie di Hollywood Boulevard. Lui è il veneziano Mr. Selfie, andiamo a conoscerlo. Eccolo, immortalato e immortalarsi con Papa Francesco. Santità, posso fare una foto con lei? Grazie. Quindi con la sempre conturbante e avvenente Pamela Anderson. Lui è il 35enne veneziano Riccardo Scalise, per tutti Mr. Selfie, il cacciatore di autoscatti, più di 5.000 al suo attivo. Con il Dalai Lama, Quentin Tarantino, Ozzy Osbourne, Ron Howard, Isabella Rossellini, Al Pacino, Dario Fo, Lady Gaga e quindi Miss, capi di Stato e campioni sportivi. Collezione di immagini che ora sbarcheranno niente meno che al Museum of Selfies a Los Angeles, in una parete a lui dedicata. Il primo museo al mondo a Hollywood sulla Walk of Fame. E io me la sono un po' tirata, no, ho detto di sì subito.
Senti, com'è cambiata la tua vita da quando sei diventato famoso a tua volta? Nulla, mi chiedono, tante volte mi fermano per la strada, mi chiedono possiamo farci un selfie? Da Hollywood a Mestre chiama Hollywood, nel 2013 alla Torre Civica c'è stata una mostra a te dedicata con i tuoi scatti. Cosa è successo lì? Nulla, è successo che praticamente, come si fa in tutte le mostre, si mette un libro con la possibilità di chi entra, fa la dedica, fa la firma, lascia un segno. Neanche a dirlo, una signora ha scritto una frase che mi è rimasta impresso, ha scritto Ricky goes to Hollywood. E quindi il sogno, cioè, era una maga. Era una maga, esatto, ha predetto quello che sarebbe successo. O una fata, a seconda. E con gli scatti video in contemporanea, visto che alla macchina fotografica associa la sua immancabile GoPro, come con la showgirl attrice Justine Matera, dedicargli niente meno la famosa Happy Birthday stile Marilyn Monroe con il presidente John Kennedy. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Riccardo, happy birthday to you. Bene! Augurandogli il meglio, in compagnia di Mr. Selfie, la tentazione è davvero troppo grande, inutile resisterle. Okay. Siamo pronti? Non so se è venuta bene. Io ho guardato in camera. È venuta mossa, è venuta. Adesso vediamo alcune foto di un incidente accaduto proprio in questi minuti lungo l'autostrada all'altezza di Venezia Est. Vedete coinvolto un camion e un'auto, c'è questo scontro molto lieve, comunque è appunto un mezzo di autovie venete, ancora da chiarire la dinamica, naturalmente la cosa sta provocando alcuni rallentamenti, ma fortunatamente non ci sono problemi per quanto riguarda le persone coinvolte. Vi daremo maggiori dettagli nell'edizione serale dei nostri telegiornali. Adesso andiamo a Treviso con una notizia curiosa, perché ieri sera centinaia e centinaia di persone che si trovavano sulle mura Treviso per la rassegna Suoni di Marca non potevano credere ai loro occhi quando tra la folla hanno visto 5 persone, non certo 5 persone qualunque. Si trattava infatti dei Village People, che stasera si esibiranno nella rassegna musicale, appunto Suoni di Marca a Treviso. I componenti della storica band che vedete immortalati insieme al sindaco di Treviso Mario Conte, a sorpresa hanno deciso di raggiungere le mura animando la serata e ascoltando le esibizioni che erano in quel momento in corso. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, in studio Stefano Pelloni del PD e Sandro Zampese della Lega. E poi a seguire, come ogni lunedì alle 21:15 in prima serata, torna a Ring, la politica alle corde, in studio Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia, Gian Antonio D'Arè della Lega, Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. Adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, la settimana inizierà dunque all'insegna di un tempo più stabile e soleggiato. Vediamo dunque il dettaglio di lunedì 29 luglio. Sul Veneto sarà asciutto dappertutto, il sole tornerà ad essere protagonista, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ripresa, dunque nuovo aumento con minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese invece tra 27 e 31 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato ovunque, anche qui il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 25 e i 29 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino sui confini alpini, ma in rapido esaurimento. Tanto sole invece sui restanti settori. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, le massime invece si attesteranno, come vediamo, intorno ai 33 gradi.
Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.